veramente sono belli i cantici, è meravigliosa anche la preghiera, il momento di preghiera, di adorazione. C'è un momento nel quale Dio parla in un modo particolare al nostro cuore per mezzo della sua parola. Alleluia. Leggiamo qualche verso di Daniele, capitolo 3, versetto 17 e 18. Daniele, capitolo 3, versetto 17 e 18. Vi chiedo di alzarvi in piedi, anche se siamo pochi, vogliamo onorare la parola di Dio. Il Signore sia lodato. Amen. Ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o Re. Anche se questo non accadesse, sappi, o Re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Amen. Vogliate accomodarvi, gloria al Signore. Alleluia. Questi due versi sono molto importanti. Si riferiscono a un'esperienza vissuta da 3 giovani al tempo della dominazione babilonese, della schiavitù in Babilonia. Oltre a Daniele, questi 3 amici di Daniele erano con lui e non si sono mai piegati alle usanze, ai costumi e agli ordini anche di questo re straniero, di questa popolazione, perché se erano ordini contrari alla propria fede non ubbidivano. Per il resto erano di esempio. Amen? Amen. Ma c'è un concetto che io voglio veramente sottolineare in questa mattina, e quanto dicono questi giovani, versetto 18 dice: sì, prima dicono al re, noi crediamo che il nostro Dio ha il potere di liberarci e ci libererà. Perché? Perché il re Nabucodonosor aveva fatto erigere una statua e aveva comandato in tutto il regno che si dovesse adorare questa statua, quest'idolo, questo Dio, che lui chiamava Dio. Questi 3 giovani non si erano piegati a questa divinità, quest'idolo. Perché? Perché amavano il Signore. E con franchezza si rivolgono a questo re senza timore e dicono: guarda che il nostro Dio, tu ci vuoi mettere nella fornace, puoi farlo, ma sappi che il nostro Dio ha il potere di liberarci e ci libererà da questa fornace. Ma sappi anche un'altra cosa, che se Dio non dovesse darci quello che gli chiediamo, la liberazione, noi non ci piegheremo mai davanti a questa statua. Come dire, noi non rinnegheremo mai il nostro Dio. Voglio soffermarmi qui, perché la Chiesa oggi ha perso determinazione. Quando parlo di Chiesa parlo in generale, tutti i credenti, fedeli. Alleluia. C'erano tempi nei quali la Chiesa era più determinata. Noi dobbiamo ritrovare la determinazione di servire il Signore, accada quello che accada, perché i tempi lo richiedono. I tempi difficili che stiamo vivendo, e altri ne verranno, i tempi difficili prima della venuta del Signore, richiedono determinazione da parte della Chiesa. Sappi, o Re, che anche se questo non accadesse, se Dio non ci liberasse, noi non ci piegheremo mai. Amen? Davanti alla tua divinità. Noi serviamo Dio. Amen. Alleluia. Perché ho in cuore questo concetto di condividere con voi? Perché troppo spesso mi trovo a parlare, anche incoraggiando qualcuno, e trovo proprio sfiduciato, no? E
E a volte mi rendo conto come la fede abbia degli alti e dei bassi. Se si potesse rappresentare graficamente, sapete l'elettrocardiogramma? Abbiamo picchi, gloria a Dio per quei picchi di altezza. Dio è buono, Dio ci ha aiutato, oh che bello servire il Signore. A me, quando fai qualche telefonata e senti questi fratelli rari ormai, dici oh gloria a Dio, benedetto Signore, veramente grazie Signore, ci sono questi fratelli che incoraggiano. Ma più spesso invece trovo fratelli e sorelle che invece sto vivendo una tempesta, tutto mi va storto. Mi sono avvicinato al Signore, ma perché il Signore mi fa tutte le cose, me le fa venire in modo contrario a quello che gli chiedo io? È inutile che ti sforzi perché non riuscirai mai a capirlo, ma devi avere fiducia nel Signore comunque. Accada quello che accada, o il Signore ti aiuta o decide di aiutarti diversamente, comunque il Signore sempre ti darà la sua mano. Ma troppo spesso noi vogliamo e chiediamo al Signore quello che vogliamo e vogliamo che il Signore operi come noi gli abbiamo chiesto. È sbagliato, è sbagliato. Sappiamo che il Signore può fare, non c'è nulla che Lui non possa fare, ma se il Signore fa o non fa come gli abbiamo chiesto, noi dobbiamo dire come credenti: io loderò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Amen? Gloria al Signore. Parlando con una sorella, diceva, lamentandosi della chiesa che frequenta, è successo questo, nessuno mi ha chiamato, nessuno. E beh, gli ho detto, tu devi servire il Signore. Il Signore merita il tuo affetto comunque. Lascia stare gli uomini, siamo uomini, sai, possiamo anche sbagliare. Poi di questo periodo ognuno ha i suoi pensieri, le sue preoccupazioni. Forse non sei nel pensiero dei fratelli, pazienza, ma comunque sappi che Dio ti ama. Devi essere certa nel tuo cuore che Dio ti ama, che Gesù ha dato la sua vita per te. Amen, fratelli e sorelle. Amen. Alleluia. Il nostro servizio, il nostro affetto per Dio non deve dipendere dalle cose contingenti attorno a noi, dagli altri, dalle persone, dai fratelli, dalle sorelle, dalla Chiesa, che è bella, brutta, antipatici, simpatici. No, io amo Gesù, sono grato a Dio che mi ha salvato per mezzo del suo figliolo Gesù e devo esserne sempre debitore verso Lui, perché Lui ha pagato per me. Questo è un concetto che deve essere pressante nella vita, nel cuore di ogni credente. Gesù ha pagato per me, io servirò comunque al Signore. Amen? Sono apprezzato, non sono apprezzato, mi sento amato, non mi sento amato, mi cercano, non mi cercano, mi telefono, non mi telefono, io servirò il Signore. Amen. E andrò sempre con rispetto nella casa del Signore. Amen? Alleluia. È bella questa determinazione, cari fratelli e care sorelle. Anche se questo non accadesse, sappi, o Re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Determinazione, volontà. Amen? Alleluia. C'è un insegnamento profondo che l'Apostolo Paolo dà alla Chiesa in Filippesi capitolo 1 versetto 21. È un versetto molto molto profondo, richiede veramente riflessione. Dice così: infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Voglio ripeterlo perché è di una profondità. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Molti abbiamo paura. Quando soprattutto la nostra sicurezza viene minata, noi entriamo nel panico, abbiamo paura.
eppure abbiamo conosciuto il Signore. Sappiamo chi è, vero? Possiamo dire: io ho incontrato il Signore personalmente, ricordando la mia esperienza di salvezza, la tua. Ognuno di noi ha una bella testimonianza di come ha conosciuto il Signore. Eppure, quando avvengono determinate cose, entriamo nel panico, nella paura. Paolo era riuscito a indirizzare la propria vita verso il cielo. Per questo può affermare: infatti per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Alleluia. Amen. Amen. Quando esprime questa frase, scrive questa lettera ai Filippesi, lui è in catena, è in carcere, incatenato a Roma. Però non ha smesso, anche in carcere, di svolgere il proprio servizio a Dio. Non poteva andare nelle chiese, gli permettevano di scrivere delle lettere. E scrive tante lettere nei Filippesi, altre lettere, incoraggiando la Chiesa, motivandola, dandogli una chiara visione. Noi non viviamo per questo mondo. Amen. Né non viviamo neanche per inseguire la felicità che è di questo mondo. La nostra felicità è Cristo che vive in noi. Amen. La nostra felicità è che i nostri peccati sono stati cancellati. Amen. La nostra felicità è che quando invochiamo il nome del Signore sentiamo la sua presenza dentro di noi. Amen. La nostra felicità è che quando io sono nel bisogno, tu sei nella necessità, nel bisogno. Alleluia. Per fede. Credo che il Signore stende la sua mano per aiutarmi. Amen. Questa è la mia felicità. È una felicità che non dipende dall'uomo, è una felicità che si consolida, si appoggia sulla lealtà di Dio. Amen. E sul patto che Lui ha siglato con me, con te e con noi tutti. Amen. Per questo dobbiamo dire, infatti per me il vivere è Cristo e il morire mi è di guadagno. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Dio ci aiuti a cambiare visione delle cose, ad avere certezza vera, ad essere determinati. Alleluia. Vogliamo insieme condividere anche un altro passo in 1 Giovanni, capitolo 5. L'Apostolo Giovanni scrive in questa sua prima epistola, è un'epistola indirizzata a tutte le chiese, alla Chiesa del Signore universale. Parla della fede in Gesù, la fede in Gesù e le sue conseguenze. Se hai fede in Gesù c'è qualcosa di conseguenza. Vogliamo leggere. Chiunque crede che Gesù è Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. L'ho detto a quella sorella con la quale ho parlato. Tu ama Dio. Se tu ami Dio, riuscirai ad amare anche gli altri. E non ti importerà se ti chiamano, non ti chiamano, sono simpatici, antipatici con te, sono uomini. Sì, fratelli, sorelle in Cristo, sì, ma siamo uomini. O no? Ma tu devi continuare ad amare Dio. Devi amare Dio per quello che Lui è, poi per quello che fa. Devi continuare ad amare, anche se non sembra che faccia. Tu amalo, perché Lui ha già fatto per te. Amen? Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti. I Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince
il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Alleluia. Quindi avere fede in Dio vuol dire anche sentirsi vincitori. Non essere pessimisti e sempre guardare sempre al peggio, perché questo non ti aiuta. Il pessimismo non fa parte della vita del credente, non deve far parte del credente, perché il credente ha fede, fiducia completa in Dio. Alleluia. Sa che Cristo ha vinto e la tua fede, la mia fede, vince. Amen. 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 Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Lo Spirito rende testimonianza. Quello che diciamo, leggiamo, viene testimoniato dallo Spirito del Signore, che mette certezza in ognuno di noi che ascoltiamo la parola. Non è solo che ti fa dire che bello, sì, se fosse vero. No, lo Spirito Santo ti dice è vero, è così, è una certezza interiore. Amen. Lo Spirito del Signore è verità. Alleluia. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi, figura del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. Amen? Noi non vogliamo fare Dio bugiardo, noi crediamo in Dio, perché abbiamo accettato il suo figliolo nella nostra vita e abbiamo questa testimonianza interiore. E questa è la testimonianza. Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Io voglio solo dirti una cosa: sii determinato. Nel servizio sii determinato. Servi il Signore con determinazione, non con incertezza, con paura, ma sii determinato. Alleluia, perché questi sono i credenti che Dio gradisce. Questi sono i credenti che vedono la gloria di Dio. Amen? Noi vogliamo essere questa Chiesa determinata, che ha fiducia nel Signore e che non si piega davanti a qualcun altro. Noi ci pieghiamo davanti a Dio. Ci pieghiamo fisicamente e prostriamo il nostro cuore davanti a colui che ci ha dato salvezza e che è il nostro Redentore e il nostro Salvatore, e colui il quale ci ha promesso: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, amen, fino alla fine dell'età presente. Io sono con voi, qualunque sia il problema che ti minaccia, qualunque sia la difficoltà per la quale sei in ambascia, qualunque sia il problema che fa sì che nel tuo cuore ci sia tempesta, metti tutto nelle mani del Signore. Amen. Credi in Gesù. Lui può risolvere ogni tuo bisogno, ogni tuo problema. Ma anche se il Signore rispondesse in un modo diverso, come tu gli hai chiesto, la sua risposta è qualcos'altro, continua a fidarti del Signore. Non ti smarrire, non perdere la tua fiducia, perché il Signore è fedele. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore, vogliamo accostarci nella preghiera. Alleluia. Ci alziamo in piedi, cambiamo posizione. Alleluia. Vogliamo stare ancora